Buongiorno, buongiorno, sempre in diretta con Focus TG, tantissima cronaca da tutte le province. Partiamo da Marghera con Anna Maria Parisi in diretta perché è stato ritrovato cadavere il pensionato ex dipendente delle poste che era scomparso dal 22 dicembre. A te la linea, Anna Maria. Eccoci direttore, buongiorno. È stato ritrovato proprio qui in via della Pila a Marghera, all'altezza del civico 127, il corpo privo di vita di Roberto Barbiero, per tutti Willy, il pensionato 64enne dell'ente Poste che viveva a Mestre e scomparso dal 22 dicembre scorso. È giallo per quanto riguarda il ritrovamento del cadavere, che è stato trovato proprio qui, direttore, a bordo strada. E via della Pila, ricordo che è dove è caduto il bus e il corpo di Willy è stato ritrovato proprio qui, a pochi passi da dove è caduto il bus. Saranno circa una cinquantina di passi da dove siamo noi, cioè dove è stato ritrovato il cadavere di Willy, rispetto a dove è caduto il bus. Ed è giallo, è mistero, perché a ritrovarlo un automobilista in transito che ha dato subito l'allarme alle forze dell'ordine, con immediato l'intervento e l'arrivo delle volanti del commissariato di Mestre, che appunto l'hanno identificato come il corpo del postale scomparso. Ieri 10 gennaio sarebbe dovuto andare in pensione, era andato il 21 dicembre alle 15:30 al sindacato della CISL per un conteggio del pensionamento, e però la pratica non era stata chiusa, non era più tornato. Il 21 dicembre è sempre il giorno in cui aveva salutato i colleghi delle poste del CMP, il centro di smistamento che si trova presso Tessera, nei pressi dell'aeroporto Tessera Marco Polo, e poi da lì il nulla. Certo è che è mistero perché questa è una strada molto trafficata, è una strada che da Marghera porta direttamente verso la tangenziale con l'imbocco dell'autostrada. Vediamo che ci sono tantissime macchine, tantissimi bus e anche furgoni e camion in transito, quindi sembra veramente strano che da quando è scomparso, cioè dal 22 dicembre che non ha dato più sue notizie, fino al ritrovamento lunedì scorso, non si siano avute più sue notizie. Viveva da solo a Mestre, in via Metauro, all'angolo con via Tevere, c'è zona via Carossa, Carpenedo appunto a Mestre. Sembra non avesse una compagna, aveva un paio di cugini con cui era in contatto, conduceva una vita molto riservata, e ad accorgersi della sua scomparsa i colleghi, visto che il 27 di dicembre sarebbe dovuto rientrare al lavoro. Era una persona molto affidabile, dava costantemente notizie di sé laddove sarebbe arrivato in ritardo, eccetera, e invece in quell'occasione non si era mai fatto sentire. Quindi da qui la denuncia di scomparsa dei colleghi fatta ai carabinieri di Mestre il 30 dicembre scorso. Quindi non si sa che cosa possa essere intervenuto nell'arco di queste 2 settimane, 20 giorni, da quando non ha più dato notizie di sé. Certo è che aveva difficoltà a camminare per via di un disturbo alla vista, aveva le cataratte, quindi non si capisce come possa essere arrivato fino a qua. Lui si spostava in taxi, non aveva la patente o comunque non guidava. Con sé al momento del ritrovamento aveva 800 euro in contanti, soldi che appunto sono stati ritrovati nella tasca dei suoi pantaloni, nel portafogli dalle agenti delle volanti, quindi non
si sa, si suppone che non si tratti di una rapina. Vero è, direttore, con le immagini di Sandro Ponchio, vediamo dove ci troviamo. Siamo proprio sotto al sottopasso, ripeto, dove è caduto il bus, zona molto trafficata, come vedi, il bus con la strage del bus, e questa è una zona abitata da sbandati e senza tetto. Vediamo sotto qui lungo il sottopasso che ci sono diversi materassi, suppellettili di gente che insomma abita, se possiamo dire così, qui in questa zona. Adesso ci stiamo spostando con Sandro e vediamo qual è questa zona. È una zona pericolosa certamente di giorno e specialmente di notte. Ecco, questa è una zona, vediamo anche in fondo ci sono asciugamani, bottiglie, vestiti appesi, e quindi il mistero resta. Qui da Marghera, da via della Pila, dove è stato ritrovato il cadavere di Willy, è tutto. La linea torna a te, direttore. Grazie ad Anna Maria Parisi e a Sandro Ponchio. Evidentemente non si sarebbe trattato di un'aggressione, potrebbe essere stato un investimento, oppure perché è stato proprio trovato sul ciglio della strada, come avete visto, oppure di un malore. Ieri la Cassazione, andiamo a Treviso, ha respinto il ricorso dell'appello, aprendo le porte del carcere a Dimitre Trajkov, il bulgaro che travolse e uccise le cugine Sara e Jessica sull'A28. Giustizia è fatta, hanno detto i familiari, mentre la difesa parla di interferenze politiche. Sentiamo Cristian Arboit. Spero che in questo momento riesca a capire quello che ha fatto. Io so solo che fra qualche anno, quando uscirà, lui la sua vita la torna a fare, noi invece la nostra vita è già finita per sempre. Però almeno un passetto l'abbiamo fatto. Un passetto verso quella giustizia che papà Alen ha spesso invocato nel processo contro Dimitre Trajkov, il 62enne bulgaro che il 30 gennaio 2022 sulla 28 a bordo del suo SUV travolse e uccise la figlia Jessica e la cugina Sara Rizzotto, ferendo le figliolette di quest'ultima. Respinto il ricorso della difesa verso la sentenza di appello che lo condannava a 7 anni di reclusione, per Trajkov si sono aperte le porte del carcere. Per noi è un sollievo, non contentezza, ma un sollievo, perché in questi momenti non c'è felicità, ma ti ripeto, sollievo, questo sì. Per la difesa di Trajkov si tratta di un epilogo già scritto con l'avvocato Mazzarella, che parla espressamente di un eccessivo interventismo da parte delle istituzioni. So che sono intervenuti, almeno così si vociferava nel Palazzo di Giustizia di Pordenone, il signor Mattarella, che è anche Presidente della Repubblica, e il signor Zaia, che è Presidente del Veneto. Nel momento in cui si sono attivati per non far patteggiare, vi ripeto che non lo difendevo io, e io ho solo fatto ricorso per Cassazione, che sapevo già che sarebbe stato rigettato anche se arrivava Gesù Cristo in Cassazione quel giorno. Giustizia è fatta invece per la mamma di Jessica, la signora Stefania. Non c'è un minuto che non pensi a lei. Mia figlia, il sorriso che aveva negli occhi. C'è ancora luce, e da ieri la luce si è sparsa in tutto il firmamento di quelle due ragazze. L'assassinio di Vanessa Ballan, hanno rinunciato a chiedere la scarcerazione le legali di Bujar Fanjai, il quarantenne di origine kosovara che è accusato di questo tremendo omicidio. Vanessa Ballan, che fu assassinata a Riese Pio X lo scorso 19 dicembre nella sua abitazione. Hanno rinunciato le legali a impugnare davanti al Tribunale del Riesame di Venezia l'ordinanza cautelare nei confronti del loro assistito. Essendo sorta la necessità di tutelare maggiormente la riservatezza della fase processuale in corso, affermano le avvocate Chiara Mazzuccato e Daria Bissoli, abbiamo ritenuto opportuno rinunciare all'istanza davanti al Tribunale della Libertà che era stata presentata. Il kosovaro è accusato di omicidio volontario pluriaggravato e nell'interrogatorio di garanzia si era avvalso della facoltà di non rispondere. Entro la fine di gennaio potrebbe venire nuovamente interrogato dal sostituto procuratore di Treviso Michele Permunian.
Ancora sulla cronaca nera, l'omicidio di Aymen, il 17enne ucciso nel maggio scorso a Varago di Macerata. Oggi in tribunale a Treviso l'udienza preliminare dove il presunto killer, il 19enne trevigiano Elia Fiorindi, dirà la sua verità. Poco fa Daniela Sizzia ha incontrato i genitori del 17enne ucciso. Ci troviamo di fronte al Tribunale di Treviso dove fra poco ci sarà la prima udienza a carico di Elia Fiorindi, il 18enne che ha ucciso accoltellando Aymen, 17 anni, lo scorso 3 maggio a Varago di Macerata. Sono qui in compagnia con il papà e la mamma di Aymen. Che effetto le fa vedere per la prima volta il volto di Elia Fiorindi? Prima buongiorno a tutti comunque. La prima cosa, quella che mi ha dato veramente fastidio prima che parliamo che mi effetto fa, non ha fatto neanche un anno ha fatto, già fuori. Ha passato il Natale, è uscito il 21, ha passato il Natale a casa sua. Il Capodanno, anche la Befania, e sta ancora fuori a casa sua, diciamo. Fa la sua vita normale, con la mamma, con l'amorosa, quelle che è, vabbè, per carità. E Aymen dice invece non c'è più. Invece Aymen è sottoterra. Sottoterra, poveraggio, non risponde neanche, perché cosa hanno detto per lui, hanno parlato anche male per lui, perché lui non può rispondere, è sottoterra. Lui non si può difendere, dice. Infatti, non si può difendere perché è sottoterra. E l'altro che ha fatto, quello che ha fatto, io secondo me nessuno che ha parlato di lui, diciamo, la sua vita, come è andata, ma nessuno, non so perché, è quello che volevo sapere. E dopo... Cosa si aspetta oggi qua? Giustizia. Io aspetto solo giustizia, non voglio niente di più né di meno, giustizia. Allora, questa parola è scritto, cosa è scritto? È scritto tribunale, però cosa è scritto? È uguale per tutti, e invece no, è uguale solo per i poveri, però quelli che hanno skei, quelli che hanno soldi, non è uguale. Un spacciatore ha fatto 2 avvocati, dove prende i skei? Dove prende i soldi? Per fare 2 avvocati. Io faccio fatica per pagare solo il mio avvocato, ho fatto anche la richiesta al comune che mi dà la mano per un piccolo amount per pagare l'avvocato. Mi hanno respinto la richiesta. E lui paga 2 avvocati, aveva soldi, dove prende i soldi? Finché spaccia ha soldi. Senta, ecco, io volevo chiedere anche una parola a lei, se è un giorno, sono 2 giorni, ormai è una vita che sta piangendo. Sì. È un grande dolore. Oggi come se fosse appena morto mio figlio. Lui è entrato il nuovo anno e lui ha ucciso mio figlio e lui con la sua famiglia. Invece io sono entrata nella sua camera e non ho trovato mio figlio io. Aymen non c'è più. Aymen non c'è più, ma rimane sempre nel mio cuore. Se dovesse pensare o poter parlare ad Aymen, che cosa direbbe a lui oggi? Oh, mamma mia, è una bravissima persona. Non merita, veramente non merita. È la mia prima felicità, il mio primo amore. L'ho avuto quando avevo 18 anni, sono cresciuta con lui. Non lo sapeva neanche non solo un figlio per me. Io sono qua, fuori il mio paese da sola. E la mia famiglia è tutto per me. Quando hanno ucciso mio figlio, hanno ucciso anche me. Io fino adesso non ci credo che mio figlio è morto. Quando penso che mio figlio è morto, mi sveglio così e mi dico no, il mio figlio non è morto, è ancora con me. E io tutti i giorni piango, non riesco neanche a dormire la notte, perché questa cosa è incredibile, fino adesso non credo questa cosa. Veramente ho un grandissimo dolore nel mio cuore. Se dovesse dire una parola, mi scusi, se dovessi dire una parola a Elia Fiorindi oggi, che cosa direbbe a lui? Perché ha rovinato la nostra vita e la sua vita. Anche la sua vita è rovinata, perché ancora lui è giovane, 18 anni, appena
appena arrivato nella vita per vedere, per vivere, perché ha rovinato la nostra vita. Ha rovinato la nostra vita, ma non la sua vita, perché la sua vita non si... Aspetta, la sua vita forse li mettono anche fuori, non si sa, quando si capisce niente. C'è anche tanta rabbia oltre a dolore. Perché finché li hanno messo fuori, arresto domiciliare, passare il Natale, il Capodanno, la Befania e sta ancora fuori, non si sa, anche il giudice qua non si sa, più la nostra vita. Adesso non posso dire niente. Perché quando, però non si sa se li mettono ancora quando fuori. ti siedi nel tavolo e trovi il suo posto che voto, quello è un grande dolore. Quando entri nella sua camera e trovi tutta la sua roba, il suo armadio, le sue cose della scuola, la sua scrivania, tutte le sue cose ci sono dentro, ma lui non c'è. Quello è un grande dolore. Quando non lo senti, ti chiama mamma, quello è un grande dolore. Solo quello. Io ho un grande dolore nel mio cuore, non ci crede quanto. Lo senti solo una mamma che ha perso il suo figlio. Grazie. Dal Tribunale tutto. Grazie a Daniela Sizzia, un'intervista esclusiva ai genitori, ai poveri genitori del 17enne Aymen. C'è stata una rapina a mano armata in una tabaccheria di via Bachelet a Busa di Vigonza. Un bandito con il volto coperto martedì sera è entrato nel negozio quando fortunatamente non c'erano clienti e puntando una pistola al titolare si è fatto consegnare l'incasso, circa 300 euro, e poi è scappato. Non appena il bandito ha lasciato il negozio, il titolare illeso ha subito allertato i numeri dell'emergenza. I carabinieri hanno già acquisito i filmati della telecamera di sorveglianza per cercare di identificare il rapinatore. Una 78enne di Castelfranco è stata rapinata mentre andava a messa. Il bandito è stato subito rintracciato dai carabinieri e in carcere al Santa Bona. Prima l'ha scaraventata a terra, poi le ha strappato di dosso la borsetta tentando di dileguarsi nel nulla, ma la fuga per un 24enne senegalese residente a Schio è durata pochissimo, grazie all'intervento tempestivo dei carabinieri. La rapina domenica, poco dopo le 7, ai danni di una donna 78enne che si sta recando alla prima messa nella chiesa di Santa Maria della Pieve a Castelfranco. L'aggressione è veloce quanto violenta, l'anziana tenta di proteggere se stessa e la borsa, ma il bandito si dimostra senza scrupoli e la fa ruzzolare per terra, una caduta rovinosa che le procura la contusione di una spalla. Mentre il giovane si dà alla fuga, la donna però non si perde d'animo e una volta rialzatasi raggiunge una conoscente e si fa prestare il telefonino per allertare il 112. Da qui la caccia all'uomo per le vie di Castelfranco con il senegalese che viene intercettato lungo i binari della stazione. Con sé ha alcune banconote, una catenina e un bracciale, gioielli di proprietà della rapinata. Poco distante, in un cantiere edile, viene ritrovata la borsa, all'interno anche il cellulare della vittima. Accanto c'è una felpa rossa utilizzata per il colpo e tolta nel tentativo di non farsi riconoscere. Nel ringraziare i carabinieri di Castelfranco Veneto, questo mi fa dire che il nostro è un territorio dove non la si fa franca, insomma i malfattori vengono sempre consegnati alla giustizia. E a proposito di giustizia, dopo la convalida del fermo, il GIP di Treviso ha disposto che il giovane, già gravato da precedenti di polizia, rimanga rinchiuso in carcere a Santa Bona. Consola nel vedere che in questo caso il malfattore rimane in carcere e la speranza è che vada a scontare la pena in totale. La 78enne ha rimediato qualche giorno di prognosi, ma vista la dinamica poteva andare peggio. Adesso vedrò in qualche modo se riuscirò a contattarla e a portare la solidarietà e la vicinanza della città di Castelfranco Veneto. Di Castelfranco e presidente della provincia Stefano Marcon. Andiamo avanti con la cronaca. Vandali in azione al Passo Giao, in comune di Colle Santa Lucia. Ignoti, una o forse più persone con una mola a disco hanno segato l'autovelox più contestato d'Italia per la mole di sanzioni comminate a automobilisti e motociclisti. Il palo che sorreggeva la telecamera
inservibile, è rimasto tristemente a terra in mezzo alla neve. Lungo quel tratto di strada vige il limite dei 50 km/h e nel solo 2020 l'Autovelox ha generato oltre 550.000 euro di multe corrispondenti a circa 4.600 verbali notificati, 2/3 dei quali a cittadini stranieri. Abbiamo parlato tante volte degli autovelox di Cadoneghe, la rivolta dei multati, e poi l'attività del cosiddetto Fleximan, che continua a segare con un flessibile i pali di questi sistemi di controllo della velocità. Intervento dei Vigili del Fuoco ieri sera intorno alle 21:30 per un'auto che è finita in un fossato in via Treviso a Zero Branco, ferita la donna alla guida, portata al Cafoncello in condizioni di media gravità. Ad estrarre la donna dall'abitacolo e affidarla poi alle cure del personale sanitario ci ha pensato la squadra dei Vigili del Fuoco della centrale di Treviso. Poi con l'ausilio dell'autogru è stata recuperata la macchina e messa in sicurezza. È stata messa in sicurezza l'area. L'intervento è dei Vigili del Fuoco ed è terminato poco dopo le 23. Un incendio nella notte in via Tintoretto a Conegliano. Poco dopo le 4:30 le fiamme sono divampate all'interno dell'abitazione di proprietà di un sessantenne. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco arrivati dal distaccamento di Conegliano, che sono riusciti ad evitare che le fiamme distruggessero l'intera abitazione. Da quanto fino ad ora appreso, a causa del fumo sono rimasti lievemente intossicati il proprietario dell'abitazione e un vigile del fuoco intervenuto. L'abitazione gravemente danneggiata è stata dichiarata inagibile, mentre sono in corso le indagini per cercare di capire la causa dell'incendio. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Conegliano e il personale medico del SUEM 118. Nella notte una famiglia di Mel è finita all'ospedale di Feltre per intossicazione da monossido di carbonio. I sanitari del Santa Maria del Prato lo hanno riscontrato in seguito agli accertamenti avviati su un settantenne trovato svenuto in casa dalla moglie e dalla figlia. Il fatto è accaduto alle 3:30. La chiamata al 118 è stata immediata. Il malore accusato dall'uomo è stato in un primo momento collegato ad un problema di salute. Poi le analisi del sangue hanno svelato la verità drammatica e a quel punto anche la moglie e la figlia sono state sottoposte ai controlli che hanno rivelato lievi segnali di intossicazione. L'intervento dei Vigili del Fuoco di Feltre ha confermato la presenza di monossido nell'aria della casa, probabilmente sprigionato da una caldaia a legna usata per il riscaldamento. L'anziano, subito trasportato all'ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Bisogna stare attenti a queste esalazioni e ricordiamo il fatto gravissimo l'altro giorno al Configliachi, l'ex Configliachi di Padova erano morti 3 nordafricani. Adesso vediamo quali sono state le cause della morte di una bambina di 5 anni aggredita da 4 virus a Padova. Domani si svolgeranno i funerali. Aveva solo 5 anni Beatrice Angela Gobbo e tanta voglia di vivere, di scoprire il mondo con il suo dolce sorriso. Beatrice però è morta il 4 gennaio nell'ospedale di Padova dopo aver lottato per alcuni giorni contro 4 virus che l'hanno colpita all'improvviso, provocando un'emorragia cerebrale. Una bambina sana e solare, Beatrice Angela, che viveva con mamma e papà a Veggiano. Così la ricorda anche padre Federico Lauretta, parroco della Basilica di Santa Giustina, che l'ha battezzata 5 anni fa. Il ricordo che ho è quello di una bambina vivace, felice, che amava la vita, e proprio di recente il papà mi aveva fatto vedere anche un bellissimo video della ultima recita natalizia all'asilo e la vedevi proprio una bambina carica di gioia. Veramente un funerale difficile, anche perché comunque quando battezzi qualcuno in qualche modo poi entra nella tua vita, li vedi tutti come i tuoi figli spirituali e sarà veramente un momento difficile anche per noi, nonostante la fede, quando una giovane vita
vita così ci lascia. I primi sintomi della malattia si sono manifestati il giorno di Capodanno, quando la piccola ha iniziato ad accusare qualche linea di febbre, salita rapidamente fino a sfiorare i 39. Poi le condizioni si sono aggravate velocemente, tanto che è stata soccorsa dal 118 e ricoverata in pediatria a Padova, dove si è spenta il 4 gennaio. Per chiarire le cause della morte della bambina è stata eseguita l'autopsia. La famiglia, distrutta dal dolore, voleva in un ultimo gesto di amore donare gli organi della piccola, ma non è stato possibile perché compromessi dai virus. A confortare Giovanni e Francesca, i genitori di Beatrice e Angela, padre Federico, che celebrerà i funerali venerdì mattina alle 10 nella Basilica di Santa Giustina di Padova. Il giorno del funerale, che sarà venerdì mattina, cercheremo di parlare della vita, della bellezza della vita, che per quanto corta può essere stata, però Beatrice l'ha vissuta e l'ha amata fino in fondo. La famiglia non chiede fiori ma una donazione alla Fondazione Salus Pueri per i progetti a favore del reparto di pediatria di Padova. Attenzione alle truffe informatiche, ne è rimasto vittima un sacerdote padovano a Villa Tora di Saunara. Sono stati sottratti oltre 160.000 euro alla parrocchia. Sentiamo Francesco Rattai. La parrocchia di Villa Tora è stata vittima di una truffa informatica. Inizia così l'edizione straordinaria del bollettino parrocchiale che annuncia il grave raggiro subito dalla parrocchia della frazione di Villa Tora di Saunara. In termine tecnico viene chiamato smishing. Di fatto si utilizzano messaggi telefonici falsi per indurre la vittima a condividere informazioni sensibili o autorizzare operazioni bancarie a favore di criminali. Sconfortato e dispiaciuto il parroco Don Valentino, che ha subito il raggiro. I malviventi informatici, infatti, lo hanno ingannato facendogli credere di bloccare un tentativo di truffa. Ma invece di bloccare la frode, il sacerdote ne è stato vittima. L'ammanco complessivo è di 162.000 euro, soldi raccolti e risparmiati in vista di interventi di manutenzione sulle opere parrocchiali e destinati in parte alla realizzazione di un magazzino. Anche questa volta, come spesso accade con queste truffe, il primo messaggio arriva nella serata del venerdì, quando gli sportelli bancari sono chiusi ed è impossibile avere conferme sulla correttezza delle azioni che il truffatore al telefono sollecita di fare. Truffatore che dimostra sempre una conoscenza approfondita di informazioni sensibili. Quando il parroco il lunedì seguente è stato avvisato dalla banca degli ammanchi, ha subito sporto denuncia. La speranza è che si possa recuperare il denaro. Bisogna sempre fare la massima attenzione. Noi andiamo in diretta a Saunara da Chiara Gaiani, che è in compagnia della sindaca. A te, Chiara. Direttore, buongiorno ai telespettatori, ringraziamo la sindaca di Saunara, Michela Lazzaro, per essere con noi. È una notizia che vi ha colpito profondamente, questa che il parroco, l'avete sentito nel servizio, ha proprio scritto in un'edizione straordinaria del bollettino parrocchiale. Siete vicini alla parrocchia, sindaca? Sì, siamo stati tutti colpiti, noi, io come sindaco, come amministrazione, ma anche tutti i cittadini, la comunità colpita da quello che è accaduto a Don Valentino. Vogliamo dire esprimere la nostra vicinanza a Don Valentino per quello che è accaduto. Sicuramente è una cosa che ci ha colpito, perché è una cosa che veramente può capitare a tutti e spero che la cosa si risolva positivamente, nel senso che si riesca a trovare il modo di restituire in qualche modo queste somme di denaro che sono davvero ingenti. Come amministrazione, come comune, svolgiamo spesso degli incontri in collaborazione con i carabinieri, con la polizia locale, per dare delle informazioni utili e concrete agli anziani, ma non solo, su come difendersi da queste truffe, da queste eventuali truffe. Lo stiamo già facendo da parecchi anni. Sicuramente Don Valentino non è uno sprovveduto, tutte queste cose lo sapeva, probabilmente è stato colto in un momento così di poca attenzione, però quello che voglio dire io è che sicuramente, ripeto, appunto, siamo vicini a lui e sicuramente ci sarà modo appunto di vedere, di riuscire in qualche modo a recuperare e di fare in modo
modo appunto che si rientri da questo denaro. Ecco perché la speranza è quella che si riescano a bloccare i bonifici che sono stati di fatto emessi, Sindaco. Sì, perché appunto spero che si possa far leva su quel cavillo dove appunto il prelevo del denaro è stato veramente ingente, ci sono dei limiti entro i quali appunto quando si fanno i bonifici non si possono superare. Io spero che si possa far leva su questo, sul fatto che probabilmente qualcosa nell'ingranaggio della macchina appunto della banca non ha funzionato e quindi si possa recuperare, si possa appunto riuscire a recuperare questo denaro. Allora, direttore, se mi permetti vorrei fare un'altra domanda al sindaco, visto che siamo qui oggi, è l'11 gennaio, 2 mesi fa la morte tragica di Giulia Cecchettin, c'è ancora un fiocco rosso, non so se il collega Andrea Benetti riesce a inquadrarlo alle mie spalle, cittadina di Saonara, o meglio cittadina di, sì, insomma voi la conoscevate bene, il funerale l'avete fatto qui, la pagina Facebook del comune oggi la ricorda, come lei ci ha detto ancora un paio di mesi fa, ogni 11 almeno per un anno dalla morte di Giulia. Sì, lo ricorderemo sempre Giulia ogni 11 del mese. Oggi appunto ricorre questa ricorrenza. Abbiamo voluto pubblicare nuovamente la gigantografia di Giulia che abbiamo spostato all'interno della palestra dove i ragazzi si allenano, proprio per dare un segnale continuo ai nostri ragazzi dell'importanza del rispetto della donna, e l'abbiamo pubblicato questo post con una frase, con delle frasi che aveva pronunciato Gino Cecchettin, il papà di Giulia, durante la cerimonia nella Basilica di Santa Giustina, che richiama noi genitori a dare appunto dei messaggi forti ai nostri ragazzi del rispetto appunto delle altre persone, in particolare delle donne. Allora io ringrazio davvero anche per queste parole la sindaca di Saonara Michela Lazzaro, ringrazio Andrea Benetti per la collaborazione tecnica, da Saonara direttore ti restituisco la linea. Grazie a Chiara Gagliani, alla sindaca, e a Andrea Benetti, l'operatore. Andiamo avanti sempre con le truffe, perché aveva tentato addirittura 3 truffe, ne aveva messe a segno una ai danni di un anziano di Cadoneghe che ha consegnato 3.500 euro in contanti e i gioielli in oro. Il 18enne è stato arrestato dalla polizia, era in stazione pronto a tornare a Napoli con il bottino. Sentiamo da Padova. Ho preso questa telefonata da sto maresciallo, mi ha detto che mio figlio aveva avuto un incidente, che ha preso sotto una donna con sua figlia, assistisse pedonali, che era in stato di ferma, e mamma e figlia in ospedale. E poi mi ha chiesto 8.500 euro per non farlo andare in tribunale. Non ci ho pensato un attimo. Il maresciallo dei carabinieri ha detto adesso arriva l'avvocato. Tutto in 20 minuti. Erano le 13.30 di ieri quando Gianpietro Geron, 78 anni, ha ricevuto la telefonata del truffatore. Un finto maresciallo che era riuscito a convincerlo ad attendere il suo complice, un sedicente avvocato. Vittime che una volta cadute nella trappola non vengono mai mollate. Sentite Gianpietro. Mi ha telefonato per prendere l'oro e poi mi ha telefonato, è venuto a casa mia, poi mi ha telefonato, ma l'oro è sicuro che sia tutto oro? Penso di sì. Sono 200 grammi, non lo so, perché io non sapevo neanche averli. Quanto sono? Gli anelli di mia moglie che è morta ancora 3 anni fa. Per tutto il tempo della truffa l'organizzazione aveva tenuto occupati i 2 telefoni dell'anziano, quello di casa e anche il cellulare. Persone senza scrupoli che non si fermano davanti a niente. Ad attendere il finto avvocato in stazione, un 18enne napoletano incensurato, c'era però la polizia che stava indagando dopo la segnalazione di 3 tentate truffe ad anziani avvenute in poche ore in città. A commettere trasfertisti che arrivano a Padova in treno, di cui ormai conoscono le mosse. Il 18enne è stato trovato in possesso di quanto sottratto all'anziano, 3.500 euro in contanti e gioielli, ed è stato arrestato. Dalla polizia arriva un invito. Nessun carabiniere, poliziotto, avvocato che sia è legittimato a ritirare denaro e peggio ancora oggetti in oro per pagare una cauzione a fine di liberare una persona che è in stato di arresto. Un po' angeli custodi per Gianpietro, i 2 poliziotti che ieri gli hanno comunicato che era tutta una truffa. L'hanno fatto incontrare con il figlio che stava bene, gli hanno restituito tutto. Da Gianpietro un consiglio. Io sono ancora messo mai, ma insomma qualcosa mi arrangio.
Cioè, quelli più anziani di me devono stare tanto attenti al giorno d'oggi. Quando sono uno il campanello di non aprire, ma io non rinnovavo e guardo prima guardo chi sono. Sono magari a volte quelli del telefono, io non apro nessuno. Cioè, questo l'ho aperto, è l'avvocato, a sto maresciallo, è l'avvocato che suona il campanello, faccia entrare, cosa devo fare? Cioè, io ci ho creduto all'incidente. Proprio davanti anche il cinismo di queste bande di truffatori che hanno sempre nel mirino gli anziani, che sono gli ingenui, più fragili, si inventano incidenti stradali, arresti, cauzioni, cose da pazzi. Bisogna stare veramente molto attenti, non rispondete mai a sollecitazioni di questo genere che possono arrivare via mail o a qualcuno che suona il campanello, ancora peggio. Purtroppo ci sono anche i vandali e quindi davvero chi più ne ha più ne metta, no? C'è un campionario di malviventi infinito, furti e vandalismi a Treviso, nel quartiere di Sant'Antonino, moltissime auto bersagliate e devastate. Andiamo in diretta da Anna De Roberto. A te, Anna. Vandalizzate, sono state in tutto 15, è la notizia che è arrivata davvero da pochi minuti proprio dalla questura sulla base delle denunce che sono state presentate. Non si parla del reato di atti vandalici ma del vero e proprio reato di furto, perché sono stati portate via diverse cose dalle automobili, però in realtà quello che è accaduto, quindi questi atti che sono accaduti nella notte, hanno aperto uno squarcio su questa zona, quindi via Zermanese, strada del Mozzato, via Sant'Antonino, e chi vive qui in questo quartiere ha come dire, alzato un po' la testa e ha trovato la voglia di parlare. Sono con Maria Pupo, che è la referente del gruppo di controllo del vicinato, conta circa una trentina di persone e loro stanno segnalando da tanto tempo un problema legato allo spaccio proprio di questa zona e in particolare, direttore, di questa piazza che non so se possiamo chiamarla la piazzetta del Mozzato, piazza del Mozzato. Allora, dietro proprio le immagini che state vedendo, dietro quelle case sono stati segnalati, denunciati episodi di spazio, c'è stato anche un blitz della questura che però è avvenuto sempre cercando di tutelare i residenti e i cittadini che, direttore, come ci conferma Maria, hanno paura di segnalare situazioni che sono all'ordine del giorno e che vedono proprio dai loro balconi, perché qui siamo circondati da condomini che sono a 2-3 piani, quindi la situazione si vede bene. Sì, le azioni di spaccio vengono ovviamente osservate anche minuziosamente da alcune persone, dai balconi, perché si vedono, e le persone ovviamente parlano in privato, però fanno fatica appunto a esporsi in prima persona perché c'è paura di ritorsione. Questo è sempre stato un quartiere molto sereno, tranquillo, si stava molto bene. Da un po' di tempo ci sono dei fenomeni che, ripeto, nel passato, quando sono stati denunciati, sono stati anche fermati, ma oggi si ripropone questo fenomeno e vorremmo degli interventi un po' più mirati. Io capisco che non può essere risolto in 5 minuti, che ci vuole sicuramente la questura e le autorità preposte hanno bisogno di alcuni tempi per poter prendere con le mani nel sacco direttamente le persone che spacciano, che delinquono. Noi ci auguriamo che questo fenomeno comunque venga preso in considerazione in maniera seria e che venga risolto, o perlomeno arginato quanto possibile, perché siamo arrivati al punto che persone che abitano qui in area magari hanno un figlio che fa l'università, una figlia che fa l'università e la vanno a prendere alla stazione che è qui a poche centinaia di metri praticamente. Esatto, quella che vedete è via Zermanese, collega direttamente al cavalcavia della stazione e al sottopasso della stazione, quindi da qui sono 300 metri e si arriva, 300-400 metri si arriva in stazione, e chi scende dal treno o ha appunto figli che magari fanno l'università, tornano da Padova o da Venezia, li abbiamo proprio sentiti, li vanno a prendere, cioè non tornano più a piedi.
No, perché anche sotto il cavalcavia praticamente forse ci vuole un'illuminazione migliore, un'attenzione anche la pulizia stessa dell'ambiente aiuta a non avere un senso di degrado, a non creare rifugio per persone così che sono poco raccomandabili, insomma. Ecco. Direttore, se sei d'accordo, vi facciamo vedere il servizio che riassume quanto è accaduto qui in zona e gli episodi di furto di cui abbiamo parlato. Ricordiamo che le auto danneggiate e che sono state aperte, quindi il contenuto portato via sono 15 in tutto. Quindi, direttore, vi facciamo vedere il servizio, poi al ritorno, se hai ancora qualche minuto, ti sottoponiamo un'altra questione che è un'altra delle richieste dei residenti del quartiere. Più che altro il danno che fanno alla macchina e soprattutto all'umore che poi vengono a toccare le tue cose che non... Come se ne è accorto stamattina? Stamattina praticamente un mio vicino mi ha suonato il campanello dicendomi appunto che mi avevano rotto la macchina. Sono tanti, almeno una decina, i trevigiani che si sono svegliati in un misto di rabbia e amarezza nel cuore del quartiere di Sant'Antonino a Treviso, da via Morosini a via Colonna, auto danneggiate, vandalizzate, il copione che si è ripetuto nottetempo con relativi furti, spesso solo di qualche spicciolo, al massimo un paio di occhiali da sole, sconcertano le modalità. Senza nessun problema, infatti addirittura il vetro è stato rotto dalla parte proprio della strada, invece che magari che sarebbe stato più nascosto dietro alla siepe, ma proprio non c'è nessun remora. Da via Colonna a via Tiepolo il passo è breve e lo è stato anche per i banditi. Io stamattina sono uscito e se ho capito bene c'erano 6-7 auto danneggiate. I danni sicuramente sono ingenti. Raid ladresco o vandalico, il confine è labilissimo e non è neppure la prima volta. A luglio ho avuto un finestrino del deflettore dell'auto che era aperto perché c'erano le alte temperature, è stato sigillato con 2 punti di silicone nero. In via Zermanese gli effetti della notte folle sono ben visibili, a metà giornata ci sono ancora vetri a terra e lunotti sfondati. Ci vorrebbe la polizia ovunque, il che non è possibile ovviamente, e bisognerebbe dare una bella lezione quando vengono catturati, quando vengono scoperti, dare una bella lezione che la prossima volta imparano. Al di là del fatto del danno delle auto, c'è un giro di droga, di spaccio che inizia già alle 5 del pomeriggio e interessa tutta questa zona e le zone anche limitrofe. Io che esco con il cagnolino lo vedo. Ecco, dunque, direttore, avete sentito insomma lo spaccio e poi c'è stato anche il problema legato ai furti che ci sono stati. L'ultimissima questione è legata all'alta velocità con cui questa strada, che è una strada con un limite di 50 all'ora, viene percorsa, una strada percorsa appunto ad alta velocità come segnalato dai residenti, che chiedono dunque all'amministrazione comunale di far diventare questa, che è una rotatoria provvisoria, una rotatoria a tutti gli effetti. Maria. Sì, noi da tempo abbiamo chiesto che in realtà avremmo preferito che fossero stati installati non dei veri semafori, ma quei semafori che bloccano il traffico quando l'auto supera una determinata velocità. Qui abbiamo anche una scuola vicina, quindi invece giustamente ci hanno proposto, era nel piano regolatore, questa rotonda che per il momento è ancora provvisoria. Noi vorremmo veramente che venisse sistemata definitivamente con dei lampeggianti, con dei catarifrangenti molto più forti di quelli che sono stati installati adesso, che sono minuscoli e infossati, per cui si vedono solo all'ultimo momento quando ci si arriva addosso con la macchina. Qualche cosa che induca chi arriva da questi rettilini della via Zermanese o della strada del Mozzato realmente a rallentare, anche se magari distrattamente stava magari premendo un po' troppo sull'acceleratore. Abbiamo avuto incidenti rocamboleschi nel tempo e anche ultimamente anche ogni 3 mesi, magari prima succedeva anche un po' meno.
Insomma, qualcosa che aiuti il quartiere a mantenere uno stato di convivialità, perché un semaforo bloccherebbe veramente quello che è una convivialità, un rapporto, un muoversi sereno senza avere dei blocchi veri e propri. Grazie Maria, ecco direttore, sostanzialmente è un quartiere che chiede di essere ascoltato, quindi quello che è accaduto la scorsa notte in realtà ha acceso una luce su questo quartiere che ha bisogno di parlare, vuole parlare con l'amministrazione. Noi abbiamo sentito anche il sindaco Mario Conte che oggi però non verrà qui, ma sicuramente queste istanze arriveranno agli uffici di Cassugana. Da Piazza del Mozzato è tutto, io restituisco la linea. Grazie molte ad Anna De Roberto e passiamo all'influenza. È arrivato proprio in questi giorni il picco con molti virus che hanno costretto a letto veramente moltissime persone anche qui in Veneto e tra l'altro ci sono 6 ricoverati in terapia intensiva a Padova. L'appello ai sanitari: fate ancora in tempo a vaccinarvi. Vediamo il servizio e poi andremo a Bassano del Grappa per sentire da Alex Giuliano in diretta la situazione delle farmacie che sono sotto pressione ovviamente. Vediamo. C'è una quarta vittima veneta con l'influenza. Si tratta di un 78enne padovano con patologie pregresse, morto all'ospedale di Schiavonia qualche giorno fa. L'influenza stagionale sta raggiungendo il suo picco. In azienda ospedaliera a Padova ci sono 6 persone in terapia intensiva. Però abbiamo 6 persone in terapia intensiva dovute appunto all'influenza che non si sono vaccinate. Allora il tema è proprio questo: siccome c'è questa opportunità, l'H1N1 poi è dentro, no, al vaccino, c'è questa opportunità della vaccinazione, approfittiamone, ecco, questo mi sento di dire alla gente. I numeri dell'influenza superano quelli del Covid. In ospedale a Padova ci sono 50 persone ricoverate per altre patologie con il Covid. È una pressione ospedaliera, ma è una pressione sotto controllo. Naturalmente la pressione ospedaliera è soprattutto nelle aree mediche per i ricoveri. Gli accessi nei pronti soccorsi sia pediatrico che degli adulti sono in calo e questo è un dato che tutto sommato ci fa ben sperare. La curva epidemica, adesso aspettiamo il dato di venerdì, comunque sembra flettere, quindi dovremmo avere raggiunto, essere vicini appunto al picco dell'epidemia e quindi andiamo verso una fase di, speriamo, normalità nel più breve tempo possibile. Oltre all'azienda ospedaliera, anche l'USL 6 durante in questi mesi ha vaccinato oltre 181.000 persone contro l'influenza, un'adesione bassa in termini di numeri, ma è ancora possibile scegliere la vaccinazione proposta per le categorie fragili dai medici di base, dalle farmacie e con 2 date open day dell'USL 6, sabato 13 e 20 all'ospedale Colli e sempre sabato 20 a Monselice. E di conseguenza le farmacie sono piuttosto in affanno anche per la carenza di medicinali. Andiamo in diretta a Bassano del Grappa da Alex Giuliano. Buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dici bene, farmacie in difficoltà perché diversi medicinali mancano, si segnala questa difficoltà da diverso tempo, farmacie che comunque non lanciano un allarme per quello che riguarda la preoccupazione degli utenti, nel senso ci si rivolge alla farmacia per le prime cure qualora si manifestino i sintomi influenzali. C'è preoccupazione ma non c'è allarmismo nella gente. Dottore, siamo in compagnia del dottor Enrico Todesco. I suoi clienti sono attenti ma non spaventati. Direi che dopo quello che è successo con il Covid è difficile adesso spaventare la gente. No, la gente non si spaventa più, sanno che c'è questa influenza che gira, in alcuni casi provoca anche dei disagi notevoli perché ci sono persone che sono state anche parecchio male, però io direi che se abbiamo il dubbio di aver preso l'influenza si può fare subito un test per vedere è Covid o è influenza, dopodiché ci si rivolge al medico di base che ci conosce e sa bene cosa dobbiamo prendere per curarci. Ecco, parliamo dei farmaci perché questo invece è un allarme concreto, è da diverso tempo che segnalate una carenza di medicinali. Direi di sì, e cominciamo all'inizio del Covid perché alcuni siti produttivi, alcuni siti che producono
le molecole, i principi attivi, la materia prima sono situati in India e in Cina. Manca il farmaco in tutto il mondo ed è successo proprio questo, e quindi sì, ogni tanto manca qualche farmaco perché il sito di base che produce per il mondo si ferma e quindi il farmaco manca in tutto il mondo. Consiglio di non restare mai senza farmaco per quelle patologie che hanno bisogno del farmaco quotidianamente, di avere sempre una certa scorta. Ecco, direttore, io approfondirei anche la questione test anti-Covid, perché spesso appunto i sintomi influenzali e i sintomi da Covid combaciano, sono più o meno gli stessi, soprattutto nella fase iniziale. Si vendono ancora i test anti-Covid? Sono efficaci? La gente che tipo di approccio ha nei confronti appunto del test per cercare di capire se è influenza o è Covid? Vendiamo moltissimi test anti-Covid, fai da te, perché le persone hanno imparato a usare questo tipo di test e sono le persone stesse che quando hanno una sindrome influenzale vogliono capire ma è influenza o è Covid. Fanno un autotest e da lì si capisce subito se il test viene negativo è sicuramente influenza. Questione vaccini, perché anche questo è un altro tema che riguarda le farmacie. Alcune farmacie sono autorizzate, convenzionate, quindi possono somministrare sia il vaccino anti-Covid che il vaccino anti-influenzale. Lei lo raccomandava per i soggetti fragili, siamo ancora in tempo, meglio, i soggetti fragili sono ancora in tempo. Assolutamente sì, io direi per le persone che non hanno ancora fatto il vaccino di farlo immediatamente. Viene tanta gente a vaccinarsi? In farmacia direi non molti. C'è un po' di preoccupazione, ma non c'è allarmismo. Per i vaccini abbiamo capito che si preferisce rivolgersi al medico di base. Se non hai domande, da Bassano del Grappa è tutto. Grazie molte ad Alex Giuliano e al dottore che gentilmente ha anche spiegato che conviene vaccinarsi. Ne abbiamo parlato ieri sera a Focus, perché finora le vaccinazioni contro l'influenza sono appena 800.000. Sentiamo a riguardo cosa ha detto la sindaca di Ponte di Piave, Paola Roma, ieri sera, che è anche presidente della conferenza dei sindaci dell'ULSS 2. Sentiamo. Di sindaci che facciamo appunto ogni 10 giorni, nella quale appunto si evidenziava la situazione che attualmente vede avere sia le influenze con febbri alte, proprio viene chiamata flurona, la tipologia appunto di influenza H1N1, con anche la parte di coronavirus, proprio perché è sia da senso di spossatezza oltre a febbri alte e naturalmente sicuramente un connubio rispetto alle due. Naturalmente, fortunatamente anche per la parte dei tamponi rapidi, che voglio dire ormai tutto il mondo ci ha copiato rispetto a questo, ci permette anche di verificare la situazione anche rispetto alla positività delle persone. Naturalmente una situazione ben diversa rispetto anche alla situazione delle vaccinazioni lo abbiamo invece nei centri servizi, perché ricordo che all'interno anche l'utilizzo delle mascherine, quindi dei presidi, viene utilizzato sia dal personale ma anche in determinate situazioni dagli ospiti, cosa ben differente naturalmente legata anche all'adesione alla campagna vaccinale. Su questo diciamo che dobbiamo anche valutare che la popolazione ha avuto uno grosso stress vaccinale anche negli scorsi anni, dovuti ovviamente anche alla situazione coronavirus, ma anche ovviamente a tutto il resto. Quindi credo che naturalmente anche questo sia degno di nota proprio rispetto a una campagna vaccinale che ha visto aderire ovviamente soprattutto le categorie magari più fragili, ma anche la parte pediatrica collegata ai ragazzi. Sicuramente è un focus importante che all'interno dei nostri centri servizi ovviamente la situazione sia monitorata e quindi anche dia stabilità anche all'interno delle nostre comunità per questa parte di intervento. E questa era Paola Roma ieri sera a Focus. Ne parleremo ancora di sanità a Focus, perché ieri sono arrivate centinaia di segnalazioni, di opinioni attraverso SMS e WhatsApp proprio sui problemi della sanità. E c'è una nuova terapia made in Padova per curare i neonati prematuri. Dopo uno studio di 7 anni, presto al via i test sui nascituri.
Ogni anno in Italia nascono oltre 30.000 bambini prematuri, ovvero prima della 37ª settimana di gestazione. La patologia che principalmente sviluppano i neonati che pesano meno di 1.500 grammi è la displasia broncopolmonare, che oltre ad una prolungata ossigenoterapia nelle settimane subito dopo la nascita richiede cure e controlli negli anni. La svolta ora arriva da Padova con uno studio durato 8 anni e che ha visto lavorare insieme medici e ricercatori dell'azienda ospedaliera, dell'università e della Fondazione di ricerca Città della Speranza. La ricerca ha analizzato la potenzialità delle vescicole extracellulari, un prodotto naturale isolato dalle cellule del cordone ombelicale dei bambini. Questa nuova terapia che abbiamo sviluppato quindi è un'opportunità nuovissima per questi bambini. Quello che questa nuova terapia promette è di stimolare la rigenerazione del polmone. I bambini prematuri hanno questo problema che i polmoni non si sono sviluppati e queste vescicole extracellulari hanno la potenzialità di sviluppare il polmone. L'EMA, l'Agenzia Europea per i Medicinali, lo scorso luglio ha autorizzato la sperimentazione dello studio di fase 1 su neonati prematuri. Un via libera poi certificato anche da AIFA e dal Comitato Etico, e ora è iniziato il percorso clinico che durerà 2 anni sui primi bambini prematuri. Lo studio è aperto e stiamo arruolando. Ovviamente ci sono 4 centri in Italia, 3 centri nel Belgio. La sperimentazione coinvolge altre 4 neonatologie italiane, Firenze, Genova, Milano e Modena, e 2 in Belgio. Si tratta di uno studio clinico unico al mondo dalle grandi prospettive, reso possibile da una sinergia tra pubblico e privato. La cosa più bella di questa sperimentazione è proprio di questa storia, è proprio il successo della collaborazione pubblico-privato. Questo a vari livelli, sia con la Città della Speranza prima di tutto, che è una fondazione privata, ma anche con il gruppo farmaceutico belga ad esempio, e senza questa integrazione non saremmo arrivati a questo punto. Andiamo in pubblicità, 2 minuti, e poi torniamo subito con voi con altre notizie e altri servizi. Stamattina presto è arrivata una notizia da Caivano, nel napoletano, che parlava di una bambina caduta da un balcone. Si temeva un'altra aggressione ai danni di una bambina dopo quello che è accaduto a Caivano. Invece si tratta di una caduta accidentale. Questa bambina a Caivano non è in gravi condizioni. Invece ha lanciato proprio volutamente dal balcone a Cinto Cao Maggiore, la figlia di 5 anni, un uomo che adesso è nell'ospedale, nel reparto psichiatrico dell'ospedale di Portogruaro. Come sta la mia bambina? È stata la prima domanda che il 43enne, che la sera del 5 gennaio ha buttato giù dal balcone di casa la figlia di 5 anni, ha rivolto ai suoi avvocati nel primo incontro avvenuto nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Portogruaro, dove al momento è in custodia cautelare. Un breve colloquio in cui è apparso provato e in cui ha ricostruito quanto accaduto quella sera. La bimba, ricoverata al Cafoncello di Treviso, non è in pericolo di vita. Grazie al prato che ha attutito la caduta, se l'è cavata con un trauma cranico e 30 giorni di prognosi. Intanto si attendono gli esiti dei test tossicologici sul 43enne, fondamentali per capire se quella sera fosse sotto l'effetto di qualche stupefacente. Secondo amici e familiari non c'erano stati segnali che potessero presagire un simile gesto. La notte precedente, però, i vicini dicono di aver sentito delle urla provenire dall'appartamento. Udienza in tribunale a Vicenza per 12 persone accusate di aver fatto il saluto fascista nel 2022, il giorno del ricordo della strage di Schio. In questi giorni se ne sta parlando molto del saluto romano da parte di centinaia di militanti di formazioni di estrema destra durante la commemorazione di H. Larenzia. Vediamo il servizio di Federico Fusetti.
È fissata per il 12 gennaio in tribunale a Vicenza l'udienza per il processo abbreviato a 12 persone accusate di aver fatto il saluto romano il 10 luglio 2022 durante la commemorazione dell'eccidio di Schio. Secondo la procura si è trattato di manifestazioni usuali del disciolto partito fascista con il saluto romano, come è avvenuto nei giorni scorsi nella adunata per la commemorazione di H. Larentia a Roma. La procura vicentina contesta la violazione dell'articolo 5 della legge Scelba. Il difensore dei 12 imputati, l'avvocato Bordoni, invece contrasta questa impostazione, segnalando nelle sue memorie difensive varie pronunce della Cassazione su casi analoghi che, sostiene, non lasciano margini di dubbio sull'insussistenza del reato. Il difensore cita anche una soluzione arrivata proprio a Vicenza, sempre per l'eccidio di Schio nel 2019, e un'altra del Tribunale di Pavia per fatti del 2016. Credo, commenta l'avvocato Bordoni, che si debba considerare ogni vicenda per come si sviluppa e non generalizzare. Due parole sull'autonomia, perché è stato sventato oggi il tentativo di rinviare la discussione in aula in Senato della riforma autonomista che era stata prevista per il 16 gennaio. Alberto Stefani, parlamentare della Lega e segretario regionale della Lega, ha detto nessun rinvio, noi andiamo avanti, dobbiamo portare in porto l'autonomia nel 2024 e questo è l'anno in cui davvero si spera che l'autonomia, dopo 2272 giorni dal referendum del 22 ottobre 2017, è l'anno in cui l'autonomia dovrebbe realizzarsi, almeno questa è la speranza dopo 6 anni da quel referendum. Si tenta in tutti i modi di ostacolarla, di fermarla, e chi ha paura dell'autonomia, quelli che sperperano i soldi, che non sanno amministrare le istituzioni e che temono di avere dei problemi, delle difficoltà e soprattutto di dover scoprire gli altarini, cioè dopo la definizione dei LEP, di essere indicati come quelli che buttano i milioni alle ortiche, come succede in molte parti d'Italia. Quindi non ci saranno più alibi, ognuno dovrà gestirsi le risorse autonomamente, sarà un vantaggio, l'ha detto anche Giorgia Meloni, finalmente per tutto il Paese, non soltanto per il Nord ma anche per il Mezzogiorno, no? La responsabilizzazione dei politici che non dovranno più cercare di trovare delle scuse. È stata proposta tra l'altro dalla Lega la giornata dell'autonomia che si vorrebbe farla il 22 ottobre di ogni anno, proprio per ricordare questa data storica del referendum del 2017. Anche lì polemiche, no, ma cosa serve, ma cosa c'entra, non si può fare, questo è successo, sta succedendo in Regione Veneto, dove Vanessa Camani si è subito scagliata, la capogruppo del PD, subito scagliata contro questa proposta, a dimostrazione insomma che chi non vuole l'autonomia è molto riconoscibile, perché da sempre dal centro-sinistra, almeno da una parte del centro-sinistra, contro l'autonomia si è sempre andati avanti, ma sembrerebbe che il 2024 sia l'anno in cui l'autonomia potrebbe nascere, e sempre lo diciamo facendo i debiti scongiuri. Torniamo ai fatti del nostro territorio. Molti comuni dell'area bassanese che andranno alle urne in primavera per le elezioni amministrative, ci sono in corso grandi manovre. Vediamo insieme la mappa del voto nel servizio di Monica Smiderle. La data ufficiale per le amministrative di primavera non è ancora stata decisa dal governo, ma con ogni probabilità vi sarà l'accorpamento con le elezioni europee e dunque si andrà al voto il 9 giugno per il rinnovo dei consigli comunali e l'elezione del sindaco nei comuni in scadenza di mandato. Sono numerosi quelli nell'area bassanese e nell'altopiano di Asiago e scorrendo l'elenco dei comuni un dato salta subito all'occhio. Cassola ha superato, anche se di un soffio, la soglia dei 15.000 abitanti e dunque, come per il comune di Bassano, potrebbe arrivare il turno di ballottaggio nel caso in cui nessun candidato sindaco riuscisse ad ottenere la maggioranza assoluta dei voti validi, ovvero il 50% più 1.
Una novità che ovviamente non cambia solo l'esito della votazione, ma anche gli equilibri politici in termini di alleanze preelettorali ed eventualmente post primo turno. Oltre a Bassano del Grappa e Cassola, ecco gli altri comuni del territorio che andranno ad elezioni amministrative: Tezze sul Brenta, Breganze, Mussolente, ma anche Cartigliano, Colceresa, Pianezze e Pozzoleone. Spostandoci verso la Valsugana, saranno chiamati ad eleggere il sindaco e il consiglio comunale i cittadini di Pove del Grappa, Valbrenta e Solagna. Seggi aperti per le amministrative anche in 5 comuni dell'Altopiano: Asiago, Roana, Gaglio, Lusiana Conco e Foggia. Sono tanti insomma i comuni che andranno al voto in questo 2024. Mancano 5 mesi, ma nelle stanze più o meno segrete della politica le pedine si stanno già muovendo e i balletti delle alleanze pure. Servizio di Monica Smiderle, nasce un numero unico per la polizia locale tra 4 comuni, tra Padova e Venezia. Sentiamo Francesco Rattai. Si fa squadra, si aumentano i servizi, ma soprattutto abbiamo adesso il numero unico che funziona, sarà attivo 6 giorni su 7 dalle 8 di mattina alle 18:30 e infatti faccio come fa il presidente Zaia, eccolo qua. 049 89 52 190. Lo presenta così Marcello Bano, il nuovo numero unico della polizia locale di Noventa Padovana, Saunara, Stra e Vigonovo. I cittadini dei 4 comuni, 2 in provincia di Padova, 2 in provincia di Venezia, potranno segnalare emergenze alla centrale operativa unica. Succedeva che il cittadino chiamava, molte volte non la polizia locale, essendo fuori o essendo impegnata in attività magari così urgenti, non si riusciva a rispondere, e mettendo insieme appunto le forze, 16 vigili che danno la possibilità di avere una persona disponibile tutta la giornata a rispondere. Questo sicuramente ottimizza il servizio. Un territorio di 42 km quadrati in cui i confini sono labili tra i vari comuni, necessario quindi fare squadra. L'obiettivo di noi tutti è quello di garantire migliori condizioni di vivibilità e di sicurezza nei nostri territori. È chiaro che questo si realizza nel momento in cui c'è un coordinamento a livello sovracomunale. Garantire sicurezza anche grazie alla videosorveglianza del territorio. Sono strumenti utilissimi, certamente sono utili, però sono altrettanto necessari tutti quegli strumenti poi anche normativi che ci consentano di usarli in maniera veloce ed efficace. Questo non sempre attualmente è. Saranno 16 i vigili che si alterneranno per garantire un servizio 6 giorni su 7. Non è solo un numero unico, è anche una piccola centrale operativa a cui come parte operativa ci sarà impegnata almeno una pattuglia per tutto l'arco temporale, quindi sono 2 pattuglie, una la mattina e una al pomeriggio, quindi una pattuglia nell'arco temporale di 10 ore che daranno garanzia di intervento. Saluto e ringrazio l'assessore alla cultura del comune di Pieve di Soligo, Luisa Cigagna. Assessore, buongiorno. Voi e grazie per l'invito. Grazie molte a lei. Allora, stasera un evento importante a Pieve di Soligo perché sarà ricordata una grande soprano, Toti Dal Monte. Ecco, ci dica cosa avete previsto. Allora, questo è quasi uno degli ultimi appuntamenti che abbiamo dedicato a Toti Dal Monte per le celebrazioni dei 130 anni della sua nascita. È una vera chicca perché abbiamo recuperato i filmati dagli archivi delle teche RAI dove Toti Dal Monte è protagonista come ospite a varie trasmissioni. Partiamo dal 1958 e arriviamo fino al 1986, quando lei non ci sarà già più, ma viene raccontata una delle ricette, diciamo, che lei amava moltissimo. E quindi si tratta proprio dell'occasione di ascoltare dalla viva voce di Toti Dal Monte quella che è stata la sua straordinaria carriera, ma anche le sue passioni e soprattutto scoprire quella bonomia veneta, quel tratto di carattere allegro e anche autoironico che l'ha resa davvero un personaggio indimenticabile. Un brano cantato da Toti Dal Monte per sentire anche qual era la sua voce. Sentiamo.
È una voce straordinaria. Assessore, tra l'altro Totti Dal Monte era anche in qualche modo un'imprenditrice, cioè incarnava molti valori del nostro territorio. A Pieve di Soligo perché i nonni paterni, il papà era nato a Pieve di Soligo, gestivano una trattoria in centro, una locanda trattoria in centro a Pieve di Soligo, la Stella d'Oro, e quindi lei da piccolissima è cresciuta, diciamo, all'interno di questa realtà dove ha potuto apprezzare la cucina tradizionale, la cucina veneta. Grazie agli introiti della sua straordinaria carriera acquistò una villa a Barbisanello, ristrutturata dal cognato che era il celebre architetto Giovanni Possamai, e insieme alla villa acquistò anche delle proprietà terriere. E dai documenti che siamo riusciti a recuperare proprio grazie alle celebrazioni del centenario e che stiamo studiando, ne emerge la figura di una imprenditrice agricola davvero interessante e oculata, e quindi credo che da queste ricerche apparirà un altro lato della personalità di Totti Dal Monte davvero molto interessante e molto moderno, proprio come imprenditrice agricola. Tra l'altro tra i documenti che mostrerete delle Techerai c'è anche una puntata del musichiere, credo del 55-56 a 70 anni dalla nascita della RAI, 70 anni che ricorrono proprio in questo gennaio, in cui Totti Dal Monte viene intervistata da Mario Riva, no? C'è questo programma seguitissimo in cui è comparsa lei. Certo, abbiamo avuto la possibilità di visionare questo filmato grazie appunto agli eredi di Garinei e Giovannini. Totti Dal Monte viene invitata a partecipare a questa gara dove canteranno i colleghi, i soprani e tenori più famosi dell'epoca. Lei viene bendata e invita senza sbagliare un colpo, indovina senza sbagliare un colpo i brani e anche i cantanti. E l'importo della somma, che per l'epoca era considerevole, 600.000 lire, lei alla fine lo devolve in parti uguali alla casa di riposo di Pieve di Soligo e all'asilo di Barbisano. Anche qui manifestando la sua grande generosità che aveva manifestato anche nel corso della sua carriera, facendo moltissimi concerti per beneficenza. Allora ricordiamo l'evento di stasera, l'auditorium. Auditorium della Biblioteca Battistella Moccia di Pieve di Soligo, 20:45, metti una sera con la Totti. Grazie molto Assessore, grazie, arrivederci, buon lavoro, grazie. Buona giornata. Grazie, grazie. E andiamo al conto alla rovescia per l'inizio del Carnevale di Venezia, che quest'anno partirà il 27 gennaio e avrà come tema conduttore Marco Polo e i suoi viaggi. Ci dice tutto Filippo Fois. Partiamo dal Medioevo con tutti i suoi mostri, con tutte le fantasie, i suoi miti, e arriviamo all'Oriente attraverso l'occhio di Marco Polo. A 700 anni dalla sua scomparsa, Venezia dedica il carnevale ad uno dei suoi più illustri cittadini. Suggestivamente intitolato Ad Oriente, il mirabolante viaggio di Marco Polo, dal 27 gennaio al 13 febbraio, il Carnevale 2024 avrà come tema conduttore il viaggio. Un viaggio vero, denso di incontri e di scoperte, ma anche un viaggio immaginario, di invenzioni e fantasia, oppure ancora un viaggio interiore, un percorso alla ricerca di se stessi. Il carnevale moderno ha sempre voluto seguire le scadenze, pensiamo ai 1600 anni di Venezia. Il tema di quest'anno è particolarmente suggestivo e arricchirà con delle caratteristiche particolari una struttura peraltro consolidata, perché il carnevale di Venezia deve mantenere anche le sue caratteristiche, che negli ultimi anni sono quelle della massima diffusione sul territorio e anche di questo allargamento del programma ai 3 weekend. Come sempre a Venezia, storia ed arte donano spessore culturale ad iniziative che poi sono di festa pura, di un divertimento che in quei giorni sarà diffuso in tutto il territorio cittadino, dalle isole alla terraferma. 180 artisti di strada, circensi bravissimi, sparsi per tutta la città. Poi avremo anche il Capodanno cinese, quindi un pezzo d'Oriente, come si diceva, ci sarà anche veramente qua dal vivo. E poi avremo il dinner show al Palazzo Calergi, e all'Arsenale il grande spettacolo sull'acqua, che quest'anno è particolarmente dedicato a Marco Polo.
Restiamo a Venezia perché ci sarà, come sapete, il contributo d'accesso, insomma il ticket d'ingresso a Venezia dalla prossima primavera. Si tratterà all'inizio di un semplice collaudo, sarà un periodo limitato per vedere come va questa riduzione dell'afflusso dei visitatori, e si sta incominciando a parlare dell'utilizzo dei tornelli, di cui avevamo già visto così alcune anticipazioni l'anno scorso. Sentiamo. Sindaco, sarà l'ultimo carnevale, diceva prima, senza il contributo d'accesso? Forse, ho detto forse perché dobbiamo vedere come andrà. Il 27 gennaio comincerà quello che potrebbe essere l'ultimo carnevale prima dell'era del contributo d'accesso a Venezia. In queste ore il sindaco Luigi Brugnaro ha incontrato rappresentanti di categorie economiche particolarmente coinvolti dal provvedimento, che entrerà in vigore in via sperimentale per 29 giorni dal 25 aprile al 5 maggio in un primo banco di prova di cui poi si valuterà l'efficacia. Chi ha diritto di avere le esenzioni e che pensa di dover venire a Venezia in quelle 29 giornate, c'è il calendario delle giornate, dal 25 aprile si comincia, allora può già dal 16 gennaio cominciare a entrare nei siti, facendo un'autocertificazione può avere il QR code che gli consente poi di attraversare i varchi dalle 8:30 di mattina alle 4 del pomeriggio. Il contributo d'accesso a Venezia divide le opinioni. C'è ad esempio chi reputa le attuali modalità troppo blande e chiede da subito il numero chiuso di ingressi in città, e chi invece il contributo d'accesso non lo vorrebbe affatto, o in nome della libertà di movimento o perché ritiene che il turismo di massa andrebbe contrastato in un altro modo, magari con provvedimenti strutturali sulla sovraofferta di posti letto in città. In futuro il prossimo Consiglio Comunale, una volta che avremo i dati delle sperimentazioni, potrà scegliere tante cose, tra cui per esempio anche la possibilità di mettere dei tornelli che sono ancora più efficaci e molto meno dispendiosi, perché oggi dovremo mettere molti steward, molte persone però abbiamo immaginato che all'inizio dobbiamo misurare queste nostre idee, per cui lo facciamo con molta moderazione e poi a fronte dei numeri reali che vedremo, allora con un dibattito pubblico molto aperto e senza per forza dietrologie di nessun tipo, decideremo come fare. Può anche essere che sia una soluzione, non escludo nulla. Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, andiamo nuovamente in pubblicità e torniamo subito, state con noi. È stato molto seguito ieri il nostro viaggio lungo la Pedemontana, 94 chilometri da Montecchio a Spresiano, e ha realizzato questo servizio Vanessa Banzato. Lo rivediamo. Inizia il nostro viaggio lungo la Pedemontana veneta, siamo al casello di Montecchio Maggiore, andremo a percorrere tutti e 94 i chilometri che collegano Montecchio, quindi provincia di Vicenza, a Spresiano, provincia di Treviso. Per la precisione 94 km di viabilità principale, a cui se ne aggiungono 68 di viabilità secondaria, tra innesti e accessi in entrata e uscita, lungo un bacino che va a interessare 114 comuni, 37 dei quali direttamente toccati dal tracciato, 22 nella provincia di Vicenza, 14 nella provincia di Treviso. Siamo partiti esattamente alle 11:09, andremo così a vedere il flusso dei veicoli che attraversano appunto l'infrastruttura, andremo a considerare i tempi e soprattutto i costi di percorrenza di tutti questi 94 chilometri di Pedemontana veneta. Ricordo che la velocità massima consentita lungo l'SPV è 110 km all'ora. Sono le 11:39, abbiamo raggiunto quello che può essere definito il punto intermedio di questi 94 chilometri dell'SPV. Siamo all'uscita Bassano Est Rosà, ci abbiamo impiegato esattamente 30 minuti per arrivare fino a Bassano partendo da Montecchio Maggiore. Adesso noi risaliamo e vediamo di raggiungere il termine, il punto terminale dell'SPV di questi 94 chilometri a Spresiano. Usciamo assieme, Spresiano Villorba, eccoci qua.
€15,70 la percorrenza da Montecchio Maggiore a Spresiano. Pagamento accettato. 94 km si diceva di tratta autostradale, €15,70 non sono pochi. Inutile dire che l'SPV sia comodissima, questo è innegabile. In neanche un'ora si percorre il tratto Montecchio Maggiore, Spresiano Villorba. Peccato per il costo, ripetiamo, quei €15,70 vanno a pesare e non poco sulle tasche di chi la percorre. Olimpiadi di Cortina d'Ampezzo, Cortina Milano nel 2026. Il sindaco di Cortina, della Perla delle Dolomiti, ha chiesto alla società Infrastrutture per Milano Cortina, la Simico, la tempistica dei lavori che si svolgeranno, e la Simico ha risposto che sarà il 2024 l'anno, cioè questo, l'anno dei grandi cantieri. Non di solo bob si vive, i Giochi Olimpici del 2026 per Cortina saranno l'occasione per rifarsi il look moderno e sostenibile per la rinascita della regina. Simico ha risposto alle richieste inoltrate via PEC la scorsa settimana dal sindaco Lorenzi e così il 2024 si preannuncia come un anno di grandi cantieri. Fra un mese partiranno i lavori del secondo lotto dello Sliding Center, mentre per il terzo bisognerà attendere ottobre, ed è tutto sommato una sorpresa perché sembrava che il progetto fosse finito in un cassetto. Ad aprile il via ai lavori di realizzazione del lotto 0 della variante di Cortina, il primo lotto, quello della bretella d'ingresso fino ai Campi Apollonio a ottobre, e sarà anche l'ultimo ad essere chiuso a giochi finiti, cioè ad agosto 2026. La società Infrastrutture ha garantito che gli interventi saranno articolati in modo da consentire un'apertura al traffico esclusivamente ai mezzi autorizzati nell'ambito dell'organizzazione dei giochi per alleggerire il peso sulla viabilità esistente. Il prossimo mese di maggio il via ai lavori al Cortina Olympic Stadium, a luglio cantieri aperti per la riqualificazione dell'immobile ex mercato. Un mese dopo saranno avviati gli interventi per il restyling dell'immobile ex panificio. A ottobre si penserà alla ristrutturazione del trampolino olimpico, mentre a novembre si lavorerà per la realizzazione del sistema integrato di mobilità intermodale con un impianto a fune per consentire il raggiungimento agevole delle sedi di gara. Ora non resta che attendere l'esito della gara per la pista da bob, atteso per il prossimo 18 gennaio. Vediamo un attimino col 18 come va a finire la gara, se c'è qualcuno che partecipa o meno. Noi, come ho già detto, stiamo lavorando per cercare di avere un business plan il più puntuale possibile. E qui potrebbero essere dolori in termini di costi. €1 milione la stima per mantenere l'impianto in funzione, un salasso per le casse comunali. Per questo è atteso un incontro sollecitato dal sindaco Lorenzi, che finora non è stato convocato. Per tutte le garanzie, quindi dal punto di vista degli impegni che si era presa la precedente amministrazione, e a un incontro tecnico oggi pomeriggio, e forse a margine riuscirò a parlare anche della pista da bob. Servizio di Tiziana Bolognani, è tutto per oggi, grazie ai nostri registi Renato Cappoi e Andrea Basso con Nadia Brazzo. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15, buona giornata.